Ben ritrovati, prima edizione di questa vigilia di Pasqua da trascorrere insieme, come sempre fino alle 13:30. Tante notizie, ospiti, storie da raccontare, da approfondire. In primo piano poi chiaramente tutti i fatti della giornata, a partire dalla mobilitazione che sta interessando molti supermercati della nostra regione, con presidi e astensione proprio dei lavoratori dalla loro attività all'interno dei supermercati. Oggi siamo a Treviso insieme al nostro Lucio Zanato per capire le motivazioni di questa giornata che cade proprio in un momento particolare, perché siamo proprio alla vigilia di Pasqua, quando molti stanno facendo gli ultimi acquisti per il pranzo pasquale e poi per la Pasquetta. Buongiorno Lucio, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo all'esterno del supermercato Panorama qui all'Estiore, conosciutissimo a Treviso, e siamo qui proprio per seguire questa manifestazione. Più che sentire la mia voce, sentiamo direttamente i rappresentanti sindacali. Cominciamo da Massimo Marchetti della Will Tux. Perché siete qui oggi? Siamo qui perché vogliamo rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro di Federdistribuzione, un contratto che vale per migliaia di lavoratori, che riguarda la grande distribuzione organizzata, e dove diciamo che l'atteggiamento di Federdistribuzione è assolutamente strumentale rispetto a questa cosa. Ha rotto il tavolo delle trattative 2 sere fa, che a fronte anche del fatto che altre organizzazioni, qui abbiamo rinnovato il contratto del Confcommercio sempre del terziario, Confesercenti e ieri Coop, quindi voglio dire contratti dello stesso comparto che non hanno trovato problemi. Federdistribuzione strumentalmente sta, come dire, rilanciando sul peggioramento di nozioni quali l'inquadramento professionale, ulteriore flessibilità, cose che con le altre associazioni non abbiamo concesso, quindi non capiamo perché dovremmo farlo con loro. Ecco, Alberto Irone, Filcam CGL, intanto quanti presidi ci sono, quanti lavoratori sono interessati, cioè qual è il comparto che in questo momento sta manifestando? Ma i lavoratori in provincia di Treviso sono circa 3.000, in questo momento ci sono presidi in tutti i capoluoghi di provincia del Veneto, spesso più di un presidio. Noi crediamo che Federdistribuzione debba allinearsi alle altre organizzazioni datoriali, riaprire il tavolo della trattativa e riconoscere, senza logica di scambio e senza peggioramento delle condizioni complessive di lavoro di tanti lavoratori e di tante lavoratrici, gli stessi aumenti salariali che siamo riusciti a trattare dopo più di 50 mesi di assenza del contratto collettivo nazionale di lavoro nelle aziende del terziario, della grande distribuzione, di Confcommercio, Confesercenti e della cooperazione. Ecco, secondo voi perché si è rotto questo tavolo di trattativa? Perché si sono alzati e se ne sono andati? Perché l'abbiamo rotto noi il tavolo di trattativa, perché loro non sono disponibili a riconoscere gli stessi aumenti che abbiamo trattato per gli altri lavoratori del settore, e questo lo consideriamo inaccettabile per 2 motivi. Il primo è che Federdistribuzione inquadra e organizza le più grandi aziende del settore dell'abbigliamento e della distribuzione alimentare del paese, quindi sicuramente aziende che hanno fatto e macinato grandissimi profitti nel corso degli ultimi mesi e durante la pandemia, periodo in cui il contratto collettivo nazionale non era stato rinnovato ed eravamo in periodo di vacanza contrattuale. E secondo motivo, noi troviamo inaccettabile che ci chiedano di scambiare maggior salario e gli stessi livelli salariali che abbiamo trattato con gli altri in cambio di peggioramenti delle condizioni complessive di lavoro, un aumento dei carichi di lavoro, un peggioramento degli inquadramenti, deroghe sugli orari di lavoro. Tutto questo è inaccettabile in un comparto che invece chiede maggiori diritti e maggiori tutele. Ecco, proprio con Patrizia Manca invece parliamo della situazione femminile. Prego, venga un po' più vicino. Senta, perché questo tipo di problema riguarda soprattutto le donne che lavorano in questo comparto? Diciamo che in questo comparto sono occupate tante donne lavoratrici e soprattutto con un contratto part-time. Donne che hanno la necessità di avere la possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro, e questo si può fare attraverso la contrattazione nazionale, ma anche la contrattazione di secondo livello. Ecco perché è importante rinnovare il contratto. Oggi nel nostro territorio si fa fatica a trovare personale disposto a lavorare in questo settore, e questa è la vera motivazione: organizzazione del lavoro, la possibilità di conciliare quindi tempi di vita e di lavoro, orari che possano essere a misura d'uomo e di donna. Ecco, tutto questo mi pare di capire che nel tavolo delle trattative non
non è stato assolutamente concordato. Assolutissimamente non è stato concordato e pertanto questa è anche una delle motivazioni che ci ha portato a rompere il tavolo. Ecco, per ultimo l'adesione. Voi avete avuto anche un bel successo a Conegliano. Un ottimo risultato nella Lidl di Conegliano, dove hanno aderito al 100% e oggi Lidl Conegliano ha chiuso proprio il sabato prima di Pasqua. Quindi insomma una situazione che peraltro voi dite come sciopero è importante perché già il 22 dicembre voi avevate scioperato, qualcosa avete ottenuto. 22 dicembre abbiamo scioperato in tutte le aziende del terziario, sia del settore del turismo sia del terziario del commercio diffuso. Siamo riusciti, come ricordava prima il collega della Will, a ottenere il rinnovo del contratto nazionale del terziario di Confcommercio, Confesercenti e il rinnovo del contratto nella cooperazione. Manca Federdistribuzione, manca il comparto del turismo e finché non li avremo continueremo la mobilitazione e lo sciopero, perché lo sciopero serve e questo è un grande insegnamento del fatto che anche le organizzazioni sindacali sono utili ai lavoratori e alle lavoratrici. Ecco, per ultimo, avete già fissato un nuovo appuntamento con Federdistribuzione oppure andate avanti ad oltranza nelle manifestazioni? Ad oggi non c'è ancora nessun appuntamento. Quello che noi abbiamo come appuntamento sarà nei prossimi giorni di fare assemblee a tappeto in tutte le imprese per spiegare ai lavoratori che Federdistribuzione vuole peggiorare le condizioni di lavoro e questo aumento che io chiamo anticipo che danno di 70 euro è assolutamente strumentale e soprattutto non ha esordito l'effetto che le aziende o Federdistribuzione si aspettava, perché comunque l'adesione dei lavoratori c'è stato. Quindi noi lo riteniamo solo un anticipo, pensano di aver dato un aumento, in realtà è solo un anticipo che sarà, come dire, detratto nel momento in cui andremo al rinnovo, quindi è un po' così, un palliativo, chiamiamolo così. Grazie, dall'Estiore, da Treviso è tutto, a te la linea Francesca. Grazie davvero Lucio e grazie agli ospiti per averci raccontato quello che sta accadendo a Treviso ma anche in altre zone del Veneto, a Padova, anche qui grande astensione tra i lavoratori della grande distribuzione. Vediamo la situazione. Contratto! 51 mesi senza contratto. È scattato questa mattina lo sciopero dei lavoratori del settore commercio e della grande distribuzione, una mobilitazione nazionale nel giorno che precede la Pasqua. I dipendenti hanno incrociato le braccia per un turno di lavoro anche a Padova con 2 flash mob, uno davanti all'Ikea, uno davanti al Lidl di via Callegari all'Arcella e un presidio davanti al centro commerciale Ipercity di Albignasego. Oggi lavoratrici e lavoratori del commercio, dei negozi che afferiscono a Federdistribuzione sono in sciopero per il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da 4 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo riusciti a chiuderlo questo contratto. Altri tavoli del commercio hanno chiuso, i lavoratori hanno un contratto nazionale, hanno i loro diritti e hanno gli aumenti salariali. Con Federdistribuzione questo non è stato possibile. Non è solo una questione di soldi, che sono veramente importanti perché i lavoratori sono in enorme difficoltà in questo momento, è anche una questione di diritti. Questo mondo del lavoro non può essere solo precario, non può essere solo perdita di professionalità, non può essere solo mancanza di rispetto nei loro confronti. I lavoratori hanno diritto al rispetto della loro dignità e hanno diritto ai loro aumenti salariali come si deve e non semplicemente delle mance. Un settore che conta oltre 450.000 addetti in Italia, mentre in Veneto ci sono oltre 4.200 negozi per 30.000 lavoratori, il 65% sono donne. Nella provincia di Padova i lavoratori interessati sono 3.000. Tutto nasce dopo la rottura delle trattative con Federdistribuzione, una delle 4 sigle a cui aderiscono i lavoratori del settore. Le altre 3 sigle hanno invece trovato l'intesa e rinnovato il contratto scaduto nel dicembre del 2019. E adesso torniamo a parlare della proposta del ministro Salvini di porre un tetto degli studenti stranieri all'interno delle scuole. Per i sindacati, per la CGIL si tratta di una proposta razzista. È così. Buongiorno Anna Maria Parisi insieme a Monica Zambon della segretaria CGIL Venezia. Buongiorno ad entrambe. Sì, buongiorno anche a te Francesca e ai nostri telespettatori e telespettatrici. È così una proposta razzista e figlia di una campagna elettorale. Così Monica Zambon, segretaria CGIL Venezia?
Sì, noi crediamo che questa proposta sia del tutto, come si può dire, fuori contesto, anacronistica, fuori dalla società. Abbiamo invitato quindi il ministro Salvini a venire con noi a passeggiare nelle città del centro per capire che questa percentuale è assolutamente inapplicabile, non solo perché violerebbe qualsiasi principio costituzionale, ma anche perché non andrebbe secondo me a risolvere o a delineare le questioni. Noi pensiamo invece che si debba investire sulla scuola, si debba investire sul multiculturalismo. Il problema non è solo dato, come si può dire, dagli studenti che vengono inseriti nelle classi, ma anche dagli studenti che vi partecipano come futuri componenti della città. Quindi bisogna investire sul multiculturalismo. Ecco, multiculturalismo che, come dicevamo anche nei nostri servizi, anche nel telegiornale della sera di ieri, vede Mestre con Venezia la prima città d'Italia dopo Roma per il numero di residenti di nazionalità bengalese. Non a caso anche ieri abbiamo documentato come specchio di questi tempi stiano cambiando anche le insegne nelle vetrine di alcuni negozi con la doppia scritta in italiano e in lingua bengali. Beh sì, ricordiamoci sempre che noi ci rivolgiamo a famiglie di lavoratori e di lavoratrici stranieri. Infatti, questi studenti sono figli di quella che è diventata una classe produttiva molto incisiva rispetto all'economia locale. Non dobbiamo mai dimenticare che questi lavoratori sono i lavoratori che lavorano alla Fincantieri, sono le lavoratrici che lavorano negli appalti. Quindi mi chiedo quale sia, come si può dire, il vero scopo di una proposta del genere. Di certo non è una proposta volta a in qualche modo a determinare appunto la questione e a rendere la società sempre più inclusiva e appunto verso il multiculturalismo. Quindi la lettera a Salvini è già partita, Monica? Beh, diciamo così, se deve ancora partire spero che questo invito sia colto in diretta. Noi l'aspettiamo, ministro Salvini, ovviamente rispettando gli impegni di tutte le dichiarazioni che lei puntualmente fa. Quindi con questo invito aperto verso il ministro Salvini anche gli auguri di una buona Pasqua, immagino. Beh, gli auguri di una buona Pasqua a tutti quanti, al ministro Salvini e anche e soprattutto ai vostri telespettatori e telespettatrici. Ecco, devo dire che l'ironia e la gentilezza e il garbo di Monica Zambon sono sempre in prima linea, così come il suo impegno nel territorio e non soltanto. E con questo dibattito che è ancora aperto, da Mestre la linea torna a te, Francesca. Grazie Anna Maria Parisi insieme a Alberto Pivetta e grazie a Monica Zambon per questo invito. Vedremo se verrà raccolto dal ministro Salvini. Ci spostiamo con la cronaca a Schio per un incidente con una vettura che si è schiantata contro gli alberi caduti a causa di una frana, auto che poi si è anche incendiata. Schio, vigili del fuoco in azione in Contramazzeghe per l'incendio di un'auto finita contro degli alberi caduti lungo la strada a causa di una frana. Illeso il conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno spento con la schiuma le fiamme dell'utilitaria. La strada a causa del movimento franoso è stata interrotta. Sul posto gli agenti della polizia locale e di viabilità. E adesso ci spostiamo a Tezze sul Brenta, dove per noi c'è, non è ancora pronta, allora tra pochissimo andremo da Vanessa Banzato. Continuiamo con la cronaca, andiamo a Padova, quasi 3,5 kg di hashish e marijuana sono stati sequestrati dalla squadra mobile in un'operazione antidroga. Un pusher nel tentativo di sfuggire all'arresto è rimasto ferito. Stava cercando di scappare con un netto di eroina e quasi 1.000 euro in tasca a provento dello spaccio il 30enne tunisino che è rimasto ferito scavalcando il cancello di un'abitazione a Padova. L'arresto rocambolesco in via Baruzzi, in zona Mortise. Il pusher, per sfuggire alla polizia, si è procurato un taglio alla coscia che è stato medicato dagli agenti che lo hanno fermato e poi portato in carcere nonostante le minacce dei suoi compagni. Il bilancio dei controlli antidroga della squadra mobile di Padova in vista del weekend delle festività pasquali ha portato al sequestro di oltre 3,5 kg
mezzo di hashish e marijuana. In carcere oltre al 30enne tunisino, un connazionale di 41 anni pregiudicato e irregolare, un 38enne padovano incensurato di Albignasego, ai domiciliari un 59enne italiano pregiudicato di Fanzolo di Vedelago, mentre altri 3 pusher di strada, un 25enne tunisino e 2 nigeriani di 26 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza e sono stati già condannati per direttissima. Altri 850 grammi di hashish sono stati invece ritrovati in via delle Rose, sempre a Padova, dopo la segnalazione di un residente. I panetti erano contraddistinti dalle foto dei calciatori Ronaldo e Buffon. Il sequestro più importante, oltre 1,5 kg di droga, riguarda quello fatto a casa del 59enne trevigiano, controllato a Padova in zona Montà mentre era in auto con 2 amici. Ha consegnato una dose di chetamina sostenendo fosse per uso personale, ma sul suo cellulare continuavano ad arrivare messaggi, così i poliziotti hanno perquisito la sua auto e la sua abitazione a Vedelago, scoprendo nascosta all'interno di un'intercapedine delle pareti della camera da letto 2 cilindri con i loghi di Scarface e Forza Napoli contenenti hashish. Un altro 1,5 kg, questa volta di marijuana, l'hanno sequestrata dal Vignasego a casa di un 38enne nel suo garage. Un pusher tunisino è stato bloccato a Selvazzano mentre consegnava una dose di cocaina, mentre i 2 nigeriani sono stati bloccati vicino ad un negozio etnico di via Annibale da Bassano. E siamo adesso in grado di andare a Tezze sul Brenta da Vanessa Banzato, perché viene intitolato un campetto da basket a Tommaso Fabris, venuto a mancare a soli 17 anni. Buongiorno Vanessa e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno a te Francesca, alle persone che ci stanno seguendo. Sì, lunedì prossimo, il lunedì di Pasquetta, 1° aprile, verrà inaugurato proprio il campetto da basket alle nostre spalle per ricordare Tommaso Fabris. Ricordiamo questo giovane che è mancato a 17 anni il 28 febbraio dell'anno scorso, del 2023. Tommaso frequentava il liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano. Tommaso era un giovane innamorato del basket, che era il suo sport. Tommaso vuole essere ricordato creando una vera e propria rete, una vera e propria squadra che coinvolge il comune di Tezze sul Brenta, che subito ha accolto l'idea di realizzare questo campetto intitolato a Tommaso Fabris. Ha coinvolto una comunità intera fatta di scuola, di paese, come dicevo poco fa, di sport con il basket. Di conseguenza lunedì sarà una giornata speciale, una giornata di festa. Tra l'altro io vorrei leggere proprio un passaggio che ricorda in maniera particolare Tommaso Fabris, ovvero: se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in modo fantastico. Questa vuole essere proprio una piccola cosa fatta in modo fantastico, Sindaco. Il Comune subito in prima linea ha detto sì, subito. Sì, noi abbiamo immediatamente aderito alla richiesta della famiglia di poter ricordare il nostro concittadino Tommaso con un'opera sportiva, quindi questo campo da basket ad una porta, realizzato in collaborazione economica con il comune appunto, e anche con le tante donazioni che sono arrivate alla famiglia proprio nei momenti tragici della sua morte. Lunedì sarà, come richiesto dalla famiglia, un giorno di festa, un giorno di sport con tanti ragazzi. Speriamo che il tempo ci assista e che quindi sia veramente una bella giornata in un posto meraviglioso come quello che voi vedete, dove tantissimi ragazzi sia di altri sport e anche bambini, per il parchetto che c'è qui davanti, vengono ogni giorno e lo frequentano. Francesco Perin, vicepresidente del comitato genitori del liceo scientifico Jacopo da Ponte, che la scuola che frequentava Tommaso quest'anno tra l'altro avrebbe frequentato il 5° anno, quindi sarebbe stato per lui l'anno del diploma. Una scuola che vuole essere particolarmente vicina alla famiglia di Tommaso, in realtà vuole essere vicina al ricordo costante di Tommaso, la cui mancanza davvero ha toccato tutte le persone. Per tutti Tommaso è un po' il figlio, è un po' il fratello. Sì, certamente è stato un evento veramente triste, che però ha unito gli studenti, ha unito le famiglie, ha unito i genitori, gli insegnanti, e quando anche a noi è arrivata l'idea di questo campetto, subito c'è stata ci siamo uniti tutti hanno partecipato e siamo riusciti a creare questa piccola cosa, ma in modo fantastico. Un modo per ricordare appunto proprio il pensiero e l'essere di Tommaso. Sì, era un ragazzo amante dello sport, amante della vita, amante degli amici, dello stare insieme, quindi questo deve essere un luogo di aggregazione che permetta a tutti i ragazzi di ritrovarsi qui
stare insieme, di giocare, di divertirsi e con spensieratezza, e questo penso che sia la cosa più giusta e doverosa, e quindi grazie allo spirito di Tommaso e alla famiglia. Ecco, e a proposito di famiglia, qui abbiamo anche proprio i genitori di Tommaso Fabris, papà Cristian e la mamma Manuela Trentin. Cosa significa per voi? Il campetto è stata una scelta che abbiamo deciso di prendere, aiutati da tanti amici che ci hanno invogliato così per ricordare Tommaso, che comunque lui amava giocare, amava stare con gli amici, amava il gioco di squadra, e quindi rispecchia un po', pensiamo che rispecchi la sua personalità, il suo desiderio. Ecco, quindi speriamo che questo campetto diventi un posto in cui tanti bambini si possano trovare, possano divertirsi, giocare, perché comunque la vita è anche divertirsi e giocare per crescere bene. Ecco. Tra l'altro lunedì è una giornata speciale, perché lunedì è il compleanno di Tommaso. Lunedì Tommaso compie 19 anni e come ogni anno festeggiamo il suo compleanno, quest'anno con tanti amici, come avevamo fatto un po' l'anno scorso, e appunto abbiamo chiesto, visto che il campetto era pronto, abbiamo scelto questa data in suo onore, visto che è stato lui che ci ha spinto a fare tutte queste cose, ecco, quindi penso che sia contento, lo vediamo contento e lo sentiamo contento di questo. Tommaso è qua con tutte e tutti noi. Certamente Tommaso è ancora qua, anche se non fisicamente, ma ogni giorno lo sentiamo. Sì. E non si vuole sentire la mancanza, perché ci sarà la vita che continua grazie proprio al suo ricordo. Esattamente, speriamo proprio di sì, per tutti, grazie. Bene, Francesca, da Tezze sul Brenta è tutto, aspettiamo quindi l'inaugurazione di questo campetto speciale dedicato a Tommaso Fabris, e ti ricevo la linea. Grazie davvero Vanessa, grazie anche per la testimonianza dei genitori di Tommaso per questo bel gesto. Noi torniamo alla cronaca, andiamo nel veneziano, viene sorpreso dopo aver commesso un furto, è successo a Marghera nella serata del 19 marzo, aveva consumato un furto che poi si era trasformato in rapina, perché al momento in cui era arrivato alle casse, al momento quindi di pagare quegli oggetti, in particolar modo generi alimentari e cosmetici che aveva nascosto in un sacchetto, aveva aggredito l'addetto alla vigilanza con spintoni, e questo nel tentativo di darsi alla fuga. Il tempestivo intervento dei carabinieri aveva permesso di bloccare l'uomo, si tratta di un 28enne veneziano che è stato arrestato per rapina impropria. Preso di mira il parroco di San Marco di Campo San Piero, ci siamo spostati in provincia di Padova, qualcuno ha hackerato il suo profilo Facebook pubblicando foto oscene. Ignoti malfattori e per me delinquenti hanno hackerato il mio profilo pubblicando immagini oscene. Ho già provveduto a segnalare a Facebook la rimozione immediata del post. Con questo messaggio sui social, Don Bruno Bevilacqua, parroco di San Marco di Campo San Piero, ha denunciato quanto gli è accaduto proprio nei giorni in cui stavano iniziando le celebrazioni del Triduo Pasquale. Il post con foto pornografiche si era diffuso tra i contatti del sacerdote, che hanno segnalato al parroco la violazione del profilo social. Alcuni sconosciuti si sono addirittura proposti di risolvere il problema, ma spesso si tratta di truffatori. Il sacerdote ha immediatamente segnalato l'hackeraggio e si è detto scandalizzato dell'accaduto, ribadendo ancora una volta la massima attenzione all'uso dei social media. La solidarietà a Don Bruno è arrivata da tantissimi parrocchiani. Si scontrano davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Bassano, un'auto resta in bilico sopra l'altra. Scontro tra due auto, una di queste finisce con le ruote del lato sinistro sopra l'altra, restando in bilico. L'incidente stradale venerdì sera attorno alle 19:15 in via Cabaroncello, proprio davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Bassano. Immediati i soccorsi, i pompieri hanno stabilizzato il veicolo a rischio rovesciamento ed estratto il conducente. L'uomo illeso, ma sotto shock, è stato assistito dal personale del SUEM 118. Illeso anche l'altro automobilista, pesanti disagi al traffico, con la strada bloccata per permettere le operazioni in sicurezza. Sul posto polizia locale e stradale, che hanno deviato i veicoli in transito per arterie secondarie ed eseguito i rilievi del sinistro.
Il nucleo tutela animali della polizia di Padova, della polizia locale di Padova, ha scoperto ben 47 gatti privi di cibo e di acqua, ma anche di luce, in un appartamento di Corso Milano. Le povere bestiole sono state salvate, sono ora state affidate alle cure dei veterinari dell'esercito e dalle volontarie dell'associazione Balzù. Odori nauseabondi si erano diffusi in tutto il palazzo di Corso Milano a Padova, quando però un gatto è precipitato dalla finestra del quinto piano e i residenti dello stabile non hanno potuto che allertare la polizia locale per denunciare le condizioni igieniche precarie in cui versava un appartamento di proprietà di una cinquantenne. Quando gli agenti del nucleo tutela animali della polizia locale di Padova sono entrati nell'abitazione con i medici veterinari dell'esercito, hanno trovato ben 47 gatti, alcuni anche appena nati, tutti malnutriti. L'appartamento era sporco e maleodorante. I felini, senza acqua e cibo, girovagavano tra escrementi e immondizia nelle stanze chiuse e completamente buie. Tutti i gatti sono stati portati all'ospedale veterinario universitario didattico di Legnaro per le prime cure, dalle quali sono emerse molte patologie di natura neurologica, polmonare e cutanea, molte irreversibili, tanto da portare alla cecità di alcune bestiole. Gli agenti si sono quindi recati nel quartiere Mandria, dove risulta residente la cinquantenne. Anche in quel caso l'abitazione era sporca e maleodorante e vi erano presenti dei gatti. Il Comune di Padova ha messo a disposizione una struttura dove poter ricoverare i felini durante il periodo di sequestro per poter essere curati e accuditi. Dall'indagine è emerso che molti degli animali erano stati prelevati da colonie e accumulati all'interno dell'appartamento. La cinquantenne è stata denunciata per maltrattamento di animali. Siamo alla politica. Vittorio Veneto, ieri si è presentato il candidato sindaco Gianluca Posocco, delfino di Gian Antonio Darè, sostenuto da Forza Italia. Lo strappo nel centrodestra è compiuto, ma c'è di più. Nella città della Vittoria Flavio Tosi conferma la nascita di Forza Nord, un movimento che guarda a settentrione. Forza Nord verrà lanciata ufficialmente a Milano con un grande evento ed è un comitato interno a Forza Italia per dare più voce al nord, più attenzione al nord. Il lancio ufficiale sarà pure a Milano, ma l'anteprima è avvenuta a Vittorio Veneto nel giorno in cui si compie lo strappo all'interno del centrodestra con la presentazione ufficiale del candidato sindaco Gianluca Posocco, delfino di Gian Antonio Darè, colonna portante della Lega Veneta, espulso dal partito salviniano nelle settimane scorse per aver dato del cretino a Matteo Salvini. Posocco dunque che non solo incassa l'appoggio del mentore Darè, ma pure quello di Flavio Tosi, quindi Forza Italia, un asse che rischia di diventare una spina nel fianco soprattutto per la Lega ufficiale che a Vittorio Veneto correrà con Fratelli d'Italia, ma è chiaro che l'effetto domino rischia di travalicare la città della vittoria ed è qui, a ridosso di Piazza del Popolo, che la forma diventa quanto mai sostanza, con Tosi che spiega cosa è, ma soprattutto cosa non è Forza Nord. Un partito mai, un comitato all'interno di Forza Italia, un gruppo di persone, non solo ex leghisti, perché per dire Forza Nord nasce una chiacchierata tra me e il mio omologo lombardo, che è un forzista doc, perché Alessandro Sorte, collega parlamentare, è un forzista doc, abbiamo parlato io e lui e abbiamo detto perché no. Quindi sarà un comitato all'interno del partito formato da persone, ovviamente anche ex Lega. Non è un messaggio a Salvini, ognuno fa la sua corsa. Alle elezioni europee c'è il proporzionale, ognuno compete con gli altri, ma in generale ogni partito, pur nell'unità del centrodestra, è anche una competizione interna. E quindi noi cerchiamo di fare il meglio possibile per Forza Italia. E si farà il meglio possibile anche perché il vero obiettivo sono le regionali del 2025. Forza Nord riapre il fronte settentrionale e la candidatura di Tosi è già sul tavolo. Antonio Tajani, e lo ringrazio di cuore per questo, ha già espresso la mia candidatura. Bisogna vedere se il Veneto toccherà Forza Italia e questo dipenderà da queste europee e dall'incontro che faranno Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'anno prossimo, quando voteranno 9 regioni, fra le quali il Veneto, e lì decideranno chi governa chi.
Blocco del superbonus, un'ulteriore stretta del governo rischia di mettere in crisi famiglie e imprese. CNA lancia un appello perché si trovi una strategia alternativa. In Veneto ci sono 2.327 cantieri aperti su un totale di 58.187 di edifici interessati. Si stima che siano coinvolte 17 famiglie per oltre 600 milioni di lavori a rischio. L'ulteriore stretta imposta dal governo sul superbonus, lancia l'allarme CNA, rischia dunque di mettere in crisi imprese e famiglie. Il rischio è che molti cantieri che sono in questo momento in atto possano essere fermati e noi riteniamo che ci debba essere una salvaguardia delle attività delle imprese e anche delle famiglie che sono coinvolte in questa operazione. Riteniamo inoltre che la partita della cessione del credito e dello sconto in fattura siano due strumenti che hanno avuto delle distorsioni ma che debbano essere comunque tenuti in considerazione una dinamica di certezza. Abbiamo una partita importante che è quella che riguarda la direttiva Green, che riguarda l'efficientamento e il sisma, le dinamiche legate alla correzione degli effetti del sisma sugli edifici. Per farlo abbiamo bisogno di lunga programmazione e soprattutto di certezza, perché se viene definito un importo e delle regole, su quelle regole le aziende si devono muovere. Oltre alle zone terremotate, chi è maggiormente a rischio? Sono state coinvolte anche i lavori legati alle barriere architettoniche e le onlus del terzo settore. Queste erano escluse dall'ultima modifica di blocco totale del superbonus e adesso entro il 4 di aprile queste operazioni devono essere codificate in maniera definitiva. In attesa del decreto definitivo, CNA lancia dunque un appello al governo. Lo lanciamo per chiudere questa partita senza ulteriori strascichi, soprattutto per quelli che si trovano in una fase di definizione finale delle proprie attività e dei lavori. E diciamo fin da subito, sediamoci a un tavolo per programmare subito un'attività nuova rispetto ai bonus che consenta all'edilizia di poter guardare i prossimi anni con certezza e con la voglia di lavorare sull'efficientamento del nostro patrimonio immobiliare. Non correrà per il secondo mandato da sindaco di Borgoricco Alberto Stefani, parlamentare della Lega e segretario regionale del partito. Stefani spiega la decisione in una lunga lettera inviata ai cittadini. Con fatica mantengo l'impegno assunto 5 anni fa di essere sindaco per un solo mandato. Sceglie la foto scattata il 27 maggio 2019, una giornata piovosa, una delle prime da sindaco di Borgoricco, Alberto Stefani, per spiegare con una lettera ai suoi amici e concittadini perché alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 non correrà per guidare per la seconda volta l'amministrazione. Dopo 10 anni di servizio alla comunità, prima come consigliere comunale della Lega, poi come sindaco, Alberto Stefani lascia tenendo fede alle 2 promesse fatte 5 anni fa. Quella di essere un sindaco a costo zero e quella, che manterrò anche se costa più fatica, di essere sindaco per un solo mandato. Rieletto deputato nel 2022, attuale presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, segretario regionale della Lega dopo essere stato commissario del 24 giugno scorso, Alberto Stefani si congeda dalla sua comunità dando appuntamento a tutti il 19 aprile nel Teatro Aldo Rossi di Borgoricco, dove terrà il suo ultimo intervento pubblico da sindaco. Al lavoro con la sua squadra per individuare il candidato sindaco, una giovane risorsa del paese, spiega Alberto Stefani. Nel frattempo la domanda sul futuro del politico 31enne è inevitabile. L'Europa su questo fronte è già al lavoro per la preparazione delle candidature del partito, o Palazzo Balbis e la battaglia per il terzo mandato di Zaia che la Lega continua a condurre in Parlamento fallisse. Con malinconia e gratitudine Alberto Stefani così saluta i suoi concittadini. Essere il vostro sindaco è stato per me un onore immenso che non dimenticherò mai. Grazie per tutto, Alberto. Di sicuro nel futuro prossimo il lavoro politico non gli mancherà. E adesso ci spostiamo a Montegrotto Terme, dove dopo alcuni episodi di schiamazze e sporcizia nei parchi arriva un'ordinanza del sindaco contro proprio l'utilizzo la somministrazione di bevande alcoliche all'interno degli spazi verdi del comune. Buongiorno alla nostra Valentina Visentini insieme ad Elisabetta Roetta, vice sindaco di Montegrotto.
Sì, buongiorno dal Comune Termale. Noi siamo nel Parco Mossar, che è il più grande, uno dei più grandi parchi aree verdi di Montegrotto, perché parte da quello che è accaduto nei mesi scorsi, nelle scorse settimane in quest'area verde, utilizzata non solo nelle ore notturne ma purtroppo anche in pieno giorno da gruppi che arrivavano qui di ragazzi e bevevano e sporcavano, lasciando poi il parco in pessime condizioni a discapito dei tanti bambini e delle tante famiglie che invece fruiscono dell'area attrezzata con i giochi, e quindi lasciando veramente il parco in pessime condizioni. Da qui, dopo le numerose segnalazioni dei residenti, l'amministrazione ha deciso di intervenire con un'ordinanza che entrerà in vigore lunedì 1° di aprile. Non è uno scherzo, sarà proprio così, e anzi ci saranno anche delle multe piuttosto consistenti per chi entrerà nel parco, perché non si potrà più portare bevande alcoliche nelle aree verdi. Ci spiega tutto la vice sindaca Elisabetta Roetta. Sì, l'ordinanza appunto che parte da lunedì prevede il divieto di detenere e di consumare alcolici in tutti i giardini e spazi pubblici, parchi pubblici di Montegrotto Terme. Purtroppo dopo numerose segnalazioni dei residenti ma anche controlli da parte della polizia locale si è dovuti arrivare a questa misura restrittiva, perché durante sia le ore della notte ma anche del giorno c'erano persone che continuavano appunto a consumare alcolici, con conseguenti anche disturbi alla quiete pubblica e a tutte le persone, che sono tante, che usufruiscono dei parchi, in modo particolare di questo. E purtroppo, io chiedo al collega Francesco Rattai se si può inquadrare, poi si vedeva anche quello che veniva lasciato. Adesso sono stati tutti raccolti, ma tante bottiglie venivano proprio lasciate per terra, cocci, quindi pericolosi per i bambini, ed era veramente anche per voi del comune un impiego di forze poi ripristinare la sicurezza del parco. Quindi una misura che non vuole impedire a nessuno di fruire il parco, ma di fruirlo con buon senso. Quanto saranno le sanzioni? Le sanzioni potranno arrivare fino a 500 euro. Sì, come dicevi tu, appunto il parco è aperto a tutti, ovviamente è frequentato da molte famiglie, da molti anziani, da giovani, giovanissimi, anche non di Montegrotto, e perché appunto possano fruirne in modo più tranquillo possibile abbiamo appunto pensato a questa ordinanza. Resterà in vigore, partirà il 1° di aprile, resterà in vigore per tutti i mesi estivi fino all'autunno, giusto? Sì, per adesso fino al 24 ottobre del 2024. Ringraziamo allora la vice sindaca di Montegrotto, Elisabetta Roetta. È tutto, linea allo studio. Sentine, grazie alla vice sindaca per averci spiegato anche i motivi che stanno alla base di questa ordinanza. E adesso il punto sul caso di Angelica Utter, la donna responsabile della strage di Santo Stefano di Cadore. Ci spiega tutto in un'intervista esclusiva resa al collega Fabio Fioravanti, il suo avvocato difensore. Tecnicamente, lo ricordiamo, la Utter rischia fino a 7 anni di condanna per ciascuna delle 3 vittime. Avvocato, oggi Angelica Utter come sta? Allora, oggi Angelica Utter sta meglio, nel senso che l'ho vista anche in occasione di un'udienza che si è svolta ieri nel Tribunale di Belluno, e ho visto che sicuramente si è ripresa rispetto allo stato in cui si trovava, perché a mio avviso hanno accertato la malattia di cui la stessa soffre e hanno iniziato una cura, una terapia tale da far sì che l'Angelica si possa riprendere da queste problematiche. Dove si trova adesso? Adesso si trova in una struttura protetta. È stata applicata da parte del magistrato la libertà vigilata e si trova in una struttura protetta proprio per seguire questo percorso di riabilitazione, di cura e per venire fuori evidentemente da questo stato in cui si trovava precedentemente. E invece qual è il percorso giudiziario? Il percorso giudiziario adesso prevede
Adesso innanzitutto è cessata la misura cautelare che era stata applicata precedentemente e gli è stata applicata una misura di sicurezza, appunto la libertà vigilata. E adesso i prossimi passi, presumo che dovrà fare il pubblico ministero, saranno la fissazione dell'udienza preliminare. Innanzitutto la notifica dell'avviso di garanzia e con la conclusione delle indagini e successivamente la fissazione dell'udienza preliminare. Tecnicamente può essere condannata a una pena detentiva? È ovvio che sulla scorta della perizia che è stata depositata da parte del collegio peritale nell'ambito dell'accertamento tecnico che è stato disposto, può essere evidentemente processata e come tale potrà essere ovviamente condannata. Noi dal canto nostro sosteniamo che invece la stessa fosse in stato di incapacità di intendere e di volere e che conseguenzialmente a nostro modo di vedere non possa essere condannata proprio perché manca l'imputabilità. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, non sono più sola, con me c'è una colomba pasquale, ma soprattutto c'è Massimo Albanese, presidente dei produttori dolciari per Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno. Grazie per essere con noi, l'abbiamo strappata al suo laboratorio in una giornata febbrile perché insomma è l'ultima corsa proprio per acquistare le colombe, le focacce, le uova pasquali. Esatto. Grazie per essere con noi, quindi doppiamente. Comunque è un piacere sempre venire a trovarvi. Allora, non potevamo non parlare di quelli che sono i dolci tipici della Pasqua, come detto proprio la colomba, le focacce, però poi ci sono le uova pasquali. Allora, io le chiedo subito come stanno andando le vendite, perché nei giorni scorsi abbiamo parlato di acquisti anche last minute proprio a causa del maltempo che condizionerà purtroppo gran parte della Pasqua e della Pasquetta e quindi magari si aspetta le ultime previsioni per fare l'ultimo acquisto, pensiamo soprattutto per una gita pasquale che presuppone chiaramente il dolce. Come sta andando questa Pasqua 2024? Diciamo che effettivamente, come diceva lei, il tempo incide in quello che possono essere gli acquisti e i flussi delle persone nelle nostre attività. Non ci si può lamentare perché comunque la Pasqua è una vendita dell'ultimo momento. Noi abbiamo sempre il timore, purtroppo, ma è un timore non fondato, di trovarci con un sacco di prodotto invenduto, ma sistematicamente tutti gli anni è l'ultima settimana quella che fa svuotare le attività, insomma i negozi si svuotano di quello che sono le uova e i lievitati. Questo è anche abbastanza comprensibile perché se uno deve regalare un uovo di cioccolato non lo porta a casa un mese prima per tenerlo magari in una condizione non ottimale per poi essere conservato e quindi si affretta all'ultimo momento. Ci sono sicuramente le persone previdenti che fanno le ordinazioni, quindi si premoniscono per tempo, ma abbiamo anche dei clienti che arrivano e a volte, ahimè, ci tocca dire purtroppo esaurito il prodotto, non possiamo accontentarvi perché effettivamente noi abbiamo anche un ampio assortimento di lievitati e a volte alcuni tipi finiscono prima del giorno di Pasqua. Comunque il prodotto di laboratorio, di pasticceria viene sempre privilegiato nella scelta, nel senso che si cerca il prodotto di qualità da portare sulla propria tavola delle feste, a Natale come a Pasqua. Sì, sicuramente la clientela ci sceglie per la ricerca della materia prima, per la lavorazione che è una lavorazione artigianale, quindi non industriale, le ricettazioni ovviamente, perché la ricettazione di un artigiano non è la stessa ricettazione di un'industria, per ovvi motivi, insomma, anche legati a grandi produzioni. E chiaramente il prodotto artigianale ha una marcia in più per cui il cliente ci sceglie per queste motivazioni, insomma. La stessa cosa
vale per le colombe, per le focacce, ma anche per le uova pasquali. Abbiamo visto alcune uova che sono dei piccoli capolavori dell'arte artigiana, nel senso che si cerca di portare a casa e magari di regalare qualcosa di particolare rispetto a quello che si può trovare nella grande distribuzione. Sicuramente la scelta dell'artigiano è fatta nei confronti dei propri fornitori sulle materie prime di qualità, e quindi di conseguenza cerchiamo di procurarci i prodotti eccelsi e che chiaramente non deludano la nostra clientela. Oltre a questo ovviamente viene messa in gioco la maestria dell'artigiano e la fantasia dell'artigiano pasticcere in questo caso, che si esprime in varie forme sia nella parte decorativa ma anche nella parte strutturale, nel senso che magari si possono fare delle uova che hanno delle combinazioni di cioccolati diversi e anche delle farciture, per cui siamo sempre alla ricerca di stupire il nostro cliente. Perché poi è quella l'arma vincente oggi, è quello di essere innovativi anche in un'arte artigiana, poter dare qualcosa di diverso rispetto a quello che si può trovare. Certamente, anzi questa è proprio la nostra mission. Sì, mission, ma è anche proprio la carta che noi possiamo giocare come artigiani, proprio perché abbiamo la possibilità, non facendo volumi industriali, di sperimentare e di realizzare delle preparazioni nuove costantemente, quindi la voglia di mettersi in gioco e di ricercare in quello che può essere, in questo caso nel periodo pasquale, il lievitato particolare piuttosto che l'abbinamento dei cioccolati per quanto riguarda le uova, è quello che ci permette di stupire il cliente più che non il prodotto industriale, insomma. Rispetto all'anno scorso, come vendite, siamo alla pari, siamo un po' sotto, un po' sopra se è possibile, anche se mancano appunto le ultime ore che potrebbero essere poi decisive, abbiamo capito. Allora, diciamo che forse il tempo ci ha un po' penalizzato in questo senso, perché ovviamente le persone quando piove non si muovono proprio così facilmente da casa, e quindi c'è stato un flusso leggermente più diradato, ecco, se vogliamo. Come diceva lei prima, mancano ancora un giorno e mezzo, 2, perché insomma anche il giorno di Pasquetta chiaramente ha il suo perché in quello che possono essere le nostre vendite, però insomma io direi che più o meno ci attestiamo su quello che è il consumo dell'anno scorso. Ecco, sulle tavole pasquali più colombe o più uova di Pasqua? Allora, il lievitato è comunque un prodotto che ha più vendita, ma proprio perché l'uovo è più personale, nel senso che il cliente compra l'uovo per fare il regalo alla persona più vicina, ai figli, ai nipoti, insomma, mentre la colomba è un gesto di generosità che si fa anche con persone magari meno vicine, quindi la regalia che viene fatta a dipendenti, amici, vicini di casa, insomma, questo. Per quanto riguarda la nota dolente che sono i costi, c'è stato un aumento soprattutto delle uova pasquali dovute alla quotazione del cioccolato. Che incrementi parliamo? Allora diciamo che ahimè questo è un dato effettivamente non proprio così piacevole. Noi abbiamo subito degli aumenti nella materia prima, abbiamo ritoccato solamente del 5% il costo dell'uovo di cioccolato. A fronte invece di un aumento vostro? A fronte di un aumento superiore che varia a seconda del tipo di cioccolato, quindi non è proprio così facilmente identificabile, ma è superiore sicuramente a quello che è stato l'aumento che abbiamo applicato noi. Però è ovvio che si cerca di non gravare troppo su quello che è il cliente, perché
noi dobbiamo fare impresa e l'impresa non può far beneficenza ovviamente, però si cerca di contenere quello che possono essere gli aumenti, quello sì. E quindi anche questo inevitabilmente poi influisce su qual è il prodotto che magari uno cerca. Chiaramente, come diceva lei, l'uovo si regala ad una persona vicina e quindi anche se è aumentato lo si regala comunque, però tra i due, se si deve fare un regalo, magari si opta per il lievitato. Sì. Che ha subito degli incrementi in questo caso? No, noi abbiamo mantenuto lo stesso prezzo di Natale, proprio per scelta, anche se anche in questo contesto abbiamo avuto degli aumenti sulle materie prime, però insomma lo assorbiamo noi come azienda. Ecco. Aumenti in questo caso? Diciamo che l'aumento nelle materie prime è stato più contenuto rispetto al cioccolato, questo sicuramente, ma insomma diciamo che noi cerchiamo di far fronte in qualità di artigiani coscienziosi, ecco. Anche perché poi ci sono gli aumenti dovuti ad esempio penso all'elettricità o al gas che negli ultimi mesi hanno pesato non poco nelle famiglie ma anche nelle attività. Sì. Diciamo che l'energia elettrica in particolar modo ha creato non poche difficoltà in quello che possono essere le valutazioni dei prezzi e quindi dei costi di produzione. E come si cerca di compensare? Cioè, non si può chiaramente pesare sul cliente finale e quindi cosa si fa? Si produce meno? Allora, diciamo che purtroppo non c'è tanta possibilità e margine di scelta, un po' lo subisce il cliente, un po' lo subisce l'azienda, perché speculazione su quello che possono essere i prodotti e le materie prime non ha nessun senso farlo in qualità di artigiani, perché noi dobbiamo differenziarci proprio in questo e quindi la scelta della materia prima deve essere sempre come focus legata alla qualità e all'eccellenza. Diciamo che l'artigiano cerca sempre, ma questo a prescindere da quello che possono essere gli aumenti, di ottimizzare i processi produttivi, quindi siccome la manodopera incide notevolmente in quello che è il costo del prodotto, dobbiamo cercare quotidianamente delle strategie che ci permettano di fare lo stesso lavoro in un tempo più contenuto. Questo si può fare grazie all'utilizzo di attrezzature che ci permettono magari di velocizzare i processi e ottenere magari un risultato che consenta una riduzione dei costi, questo sì. Però queste tecnologie richiedono dei costi, cioè, sappiamo che bisogna investire per essere all'avanguardia anche in questo caso, quindi mantenere i bilanci in equilibrio non è cosa facile. È un'arte anche questa, sì, da maestro. Sicuramente sì. Allora, Treviso è prima in Veneto per numero di pasticcerie artigiane, seconda nell'intero comparto del dolce, questi sono proprio i dati della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, 566 imprese artigiane sulle 695 totali, quindi pari all'81,4%, quindi rimane un'arte ben radicata sul territorio della Marca, nonostante anche in questo caso si soffra la mancanza di personale, di quel cambio generazionale che nelle imprese artigiane sapevamo avere un peso maggiore che in altri comparti. Sì, sicuramente ne abbiamo anche già parlato in altre situazioni proprio qui con voi di Antenna 3, non è una professione che ha un grande flusso nell'ambito di quello che è la manodopera professionale. Abbiamo delle scuole professionali legate a questo settore che propongono ai ragazzi la possibilità di entrare in questo mondo. Purtroppo ci vuole una passione per fare questo lavoro, non è così scontato che un qualsiasi ragazzo decida di fare il pasticcere così per fare un lavoro, perché qui c'è da mettere in campo anche una questione legata a, fra virgolette, sacrifici, anche se uno poi la passione ce l'ha non è un sacrificio, ma deve considerare che chiaramente i ritmi di lavoro che fa il pasticcere sono all'opposto dei ritmi che possono avere la maggior parte delle persone, quindi è chiaro che questa è una condizione che sfavorisce l'inserimento di nuove leve nel nostro contesto. In più c'è da dire che non c'è una professionalità
che consente di elevare ulteriormente il livello di produzione, per cui noi artigiani dobbiamo cercare di formare i nostri dipendenti, ma questo comporta tempi molto lunghi, nel senso che un pasticcere, per essere competente, necessita di anni di lavoro, non bastano dei mesi per arrivare a saper fare l'artigiano o il pasticcere dell'artigiano. Perché? Perché le tipologie di lavorazione sono molteplici e le caratteristiche dei processi produttivi, le attenzioni, le peculiarità di ogni prodotto richiedono grande attenzione e intuito anche in un certo senso. Per cui un ragazzo che si approccia al mondo della pasticceria deve avere la volontà di formarsi in un tempo prolungato con la voglia e la fame di apprendere. Si potrebbe pensare ad un aumento magari di ore durante gli anni scolastici all'interno delle pasticcerie. Io penso a quello che ci aveva proposto una sarta che era venuta qui e che aveva detto: a scuola si impara, ma poi è necessario mettere in pratica, e quindi noi siamo pronti ad aprire le porte delle nostre sartorie durante gli anni scolastici e far apprendere proprio sul campo ai ragazzi, alle ragazze, quello che è il nostro lavoro. Potrebbe essere pensato, cioè sono sufficienti le ore di alternanza scuola-lavoro attualmente sul tavolo? Allora, diciamo che non sono proprio poche le ore che vengono fatte dai ragazzi che vengono in stage presso le nostre aziende, per cui diciamo che secondo me questo è un modo anche per far capire al ragazzo se veramente è il lavoro che vorrebbe fare in futuro, perché appunto sperimenta quello che possono essere sia le dinamiche che anche le difficoltà che possono nascere in questo contesto. È chiaro che la scuola, per ovvi motivi, ha un tempo limitato disponibile per fare le esercitazioni pratiche, e quindi di conseguenza la sperimentazione nell'ambito aziendale è fondamentale. È fondamentale proprio perché si capisca qual è proprio l'impegno che una persona deve metterci quando fa questo lavoro. Questa mancanza potrebbe portare a veder sparire dal nostro territorio alcune aziende artigiane che faticano, che non trovano qualcuno che le sostituisca, perché poi lei è giovane, ma insomma ci sono... Non proprio così allora tanto, però mi conservo bene. Esatto, mi porta bene, però insomma ci sono anche artigiani che hanno una certa età e che proprio per questo, ma pensiamo anche al mondo della panificazione, il problema è il medesimo. Sicuramente è un rischio ed è un peccato, perché chiaramente le risorse dell'artigiano e quello che è ciò che può dare l'artigiano alla popolazione, quindi a coloro che vivono nell'ambito della cittadinanza, è sicuramente un supporto fondamentale e irreplicabile da quello che può essere la grande distribuzione. Quindi è chiaro che è importante avere la possibilità di avere delle nuove leve, avere un ricambio generazionale, avere qualcuno che si affianca, che non necessariamente debba replicare per forza di cose quello che è stato fatto dalla persona più avanti con l'età, e quindi è importante che si portino delle novità, si portino le proprie espressioni e la volontà di rinnovarsi. Così ho fatto pure io all'inizio della mia carriera, ho assorbito quello che era la maestria delle persone che ho incrociato nel mio percorso lavorativo, e di conseguenza poi dopo ho iniziato a sperimentare e a proporre delle cose diverse, anche al passo con i tempi, perché la pasticceria si evolve come si evolve la società, cioè non c'è niente da fare. Noi realizziamo dei dolci oggigiorno che sono nettamente diversi da quelli che potevano essere i dolci che ho iniziato a imparare io 40 anni fa. Certo. I giovani con la loro inventiva, con la loro freschezza possono portare dell'innovazione anche all'interno del mondo della pasticceria. Certamente. Grazie davvero a Massimo Albanese, presidente produttori dolciali Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie, la lasciamo tornare nel suo laboratorio per le ultime preparazioni, e quindi l'appello ai giovani: avvicinatevi a questo meraviglioso mondo, perché si lavora la materia prima e poi si
si hanno queste grandi soddisfazioni. Grazie Massimo, buon lavoro e buona Pasqua chiaramente. Grazie a tutti e buona Pasqua davvero. a tutti. Restiamo in clima pasquale. Sabato Santo oggi il Vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, lancia una riflessione a tutti i nostri telespettatori. Ascoltiamolo. Sabato Santo, un sabato in cui ci si prepara alla Santa Pasqua, il Vescovo di Vicenza lancia un messaggio, una riflessione in vista della celebrazione della resurrezione di Gesù Cristo. E questa è una giornata caratterizzata per la Chiesa dal silenzio, e questo silenzio proprio nel tempo che stiamo vivendo è particolarmente eloquente, è un silenzio che ci mette in comunione con tutte le realtà di sofferenza del mondo, in una situazione che è sempre molto precaria per l'intera Europa, ma per anche tante altre parti del mondo. Il silenzio di chi attende una giornata che possa avere il sole come nuova realtà. Il silenzio è il silenzio di Cristo nella tomba, che scende negli inferi per sollevare l'umanità dalla condizione di male, di sofferenza nella quale si trova. E allora per noi questo è un silenzio che è anche ricco di speranza, perché non siamo soli, anzi qualcuno ci ha preceduto nell'aprirci la strada di una vita nuova. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo parliamo di una bella iniziativa che riguarda un gruppo di medici veneti volontari in Sierra Leone. A tra poco. Rieccoci in diretta, come anticipato un nuovo ospite mi ha raggiunta, il dottor Massimo Dal Bianco, presidente di Around Us Onlus, medico a capo della missione in Sierra Leone. Siete tornati da pochissimo, buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Sono 5 le missioni previste in questo 2024, è corretto? Sì, corretto. Rispetto alle 4 dell'anno scorso, un gruppo di medici veneti, il dottor Massimo Dal Bianco, il professor Annibale D'Annibale, la dottoressa Stefania Sterlicchio, la dottoressa Martine Mazzon, che sono ritornati a gennaio da questa missione in Sierra Leone. Qual è la situazione che avete trovato in Sierra Leone al vostro arrivo, ma insomma, qual è la situazione in questo paese? Beh, la situazione in Sierra Leone è sempre molto precaria. Io vado in Sierra Leone da appena finita la guerra civile nel 2002, quindi sono quasi 20 anni che vado, non vado tutti gli anni, ma comunque sono andato spesse volte. La situazione è quella di un paese molto povero, si colloca sempre negli ultimi 10 paesi più poveri al mondo e con difficoltà riesce ad emergere da situazioni critiche che capitano. Quindi dopo un periodo di guerra civile durato 10 anni e terminato nel 2002, che ha causato più di 50.000 morti, ma soprattutto una grossa problematica sociale, con il problema dei bambini soldato, con il problema degli amputati agli arti, di queste terribili pratiche che i ribelli facevano nella popolazione locale a scopo intimidatorio. Si era appena riusciti un momentino, il paese era riuscito un momentino a venire fuori da questa precarietà quando è capitato l'Ebola nel 2014, che per 2 anni, 2014-2016, ha ulteriormente riproposto il problema della precarietà di un paese, quindi quelle poche attività lavorative chiuse, isolamenti completi, carenze che aumentavano, eccetera, eccetera. È finito l'Ebola con i problemi che ha lasciato, primo fra tutti il problema di circa più di 30.000 orfani che sono stati collocati, che hanno dovuto essere collocati un po' nelle famiglie, un po' nelle varie strutture di volontariato, ed è capitata la crisi internazionale che conosciamo tutti, Covid, guerra in Ucraina, che ha portato anche lì a una situazione di soprattutto incremento dei prezzi.
Vi faccio un esempio, 2 dati. Il reddito medio di un cittadino sierraleonese medio sono intorno ai 480 euro all'anno. Il cambio è un euro per 24.000 leoni, quindi una disparità incredibile, molta disoccupazione, un aumento spaventoso dei generi alimentari, un 50 kg di riso che rappresenta l'elemento base costa quasi 3/4 di stipendio mensile della popolazione. Per dire, un litro di gasolio costa 1,30 euro, che facendo la proporzione tra quello che può costare qui rispetto a un reddito medio di un cittadino italiano e che costa in Sierra Leone rispetto al reddito medio di cittadino italiano, è come che un litro di gasolio qui costasse intorno ai 30 euro. Di conseguenza c'è una ridotta mobilità, perché la gente viaggia soprattutto quando può in motorette, si vede qualche immagine, si vedono motorette con 3, 4 addirittura persone a bordo che viaggiano. Bene, la nostra associazione Round Us, questa Onlus, che ha sede qui a Monastier presso la struttura della casa di cura, da anni si occupa di alcune situazioni della Sierra Leone. Primo abbiamo cominciato con la costruzione di scuole, di pozzi, di manufatti per la raccolta delle sementi, e poi abbiamo operato nelle adozioni e abbiamo operato sempre in sanità. La sanità, dovete immaginare che la Sierra Leone è una sanità praticamente assente da un punto di vista pubblico, o meglio, ci sono gli ospedali pubblici, ma forse è meglio non entrare, perché lì comunque quando entri devi pagare un po' tutto quello che consumi. Per dire, un intervento chirurgico devi pagare il chirurgo e devi portarti o pagarti il materiale per gli interventi. 350 euro il costo medio di un attacco. Ecco, faccia conto che un attacco costa 350 euro, che vuol dire che, stipendio che diceva lei. È uno stipendio di un anno. Così pure anche le attività chirurgiche, quindi pure anche le attività sanitarie. Quindi il nostro lavoro di associazione è stato quello di iniziare degli interventi a titolo completamente gratuito presso alcune strutture che si erano rese disponibili. Per anni abbiamo lavorato in un ospedale dell'organizzazione di Fate Bene Fratelli. Abbiamo scelto quello perché era vicino alla missione cattolica dei Giuseppini del Murialdo, che sono, oltre che dei grandi amici, sono stati dei grandi collaboratori in loco proprio per la popolazione durante i periodi più critici. Faccio per dire che mentre durante la guerra, per esempio, e anche durante l'Ebola, molte anche organizzazioni cattoliche, ordini religiosi, suore se ne sono andati, questi sacerdoti sono rimasti in quella zona. Detto questo, quindi abbiamo cominciato queste attività, abbiamo raccolto attorno a questa organizzazione, a questa Onlus, la simpatia innanzitutto di tanta gente che collabora anche attivamente da un punto di vista del fundraising, cioè del dare delle disponibilità economiche che dopo noi utilizziamo, ma devo dire anche tutta l'amministrazione della casa di cura di Monastier, che si è resa protagonista in prima persona anche in un'altra attività che adesso vi racconto, e poi tanti medici che in qualche modo io ho sensibilizzato, e poi si è fatta una sorta di reazione a catena, e che sono venuti su a titolo completamente volontario, dove per volontario intendo che si pagano il biglietto, si pagano il vitto e lasciano anche un contributo, perché non si può fare a meno di lasciare un contributo a chi ti ospita, vista la situazione. Voi andate soprattutto approfittando delle vostre ferie. Ecco, l'altra attività è che chi è in attività, adesso io sono stato per anni in attività, adesso sono fortunatamente in pensione, ci prendiamo ferie. E se per noi è abbastanza facile perché accumuliamo una serie di giorni, però per il personale infermieristico, per esempio, questo è già più complicato. Ecco. Allora, dottore, ci racconta il primo giorno, quando siete arrivati, anzi, prima di tutto faccio un passo indietro, da quanti anni fate queste missioni in Sierra Leone?
Queste missioni in Sierra Leone io le ho cominciate nel 2003. Quindi è un po'. Con la organizzazione con l'ONUS e Roundhouse siamo lì proprio in attività da circa 12-13 anni. Mi sono dimenticata di nominare anche la dottoressa Sara Nalin nell'equipe di medici che sono andati in missione. Il primo giorno lì che situazione, cosa avete trovato e per quante ore avete lavorato? Allora, nell'ultima esperienza, come vi dicevo prima, abbiamo accettato la disponibilità, vedete anche nelle immagini, di un missionario italiano che in un villaggio che si chiama Loko Masama, 20 minuti dall'aeroporto di Freetown è la capitale della Sierra Leone, ha organizzato un centro salute dedicato a Giovanni Paolo II. Ora, con l'intento di dare una sanità, una disponibilità sanitaria totalmente gratuita. Allora lì durante il periodo dell'anno ci sono degli infermieri specializzati che fanno questo tipo di attività, fanno soprattutto uno screening, fanno una visita e le prestazioni soprattutto per patologia medica, per internistica, e abbiamo cominciato a organizzare queste missioni chirurgiche. E grazie, e come dicevo prima, anche alla grande disponibilità della casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, che ha attrezzato fondamentalmente una sala operatoria che vedete nell'immagine, che è un po' una sala operatoria non come le nostre chiaramente, ma comunque perfettamente funzionante, e ha soprattutto dato la possibilità di fare due tipi di novità chirurgica. La prima, introdurre attraverso l'invio di una colonna video laparoscopica la laparoscopia. E secondo, con la stessa colonna videolaparoscopica, permettere all'urologo di fare delle resezioni di prostata, che lì praticamente uno che aveva problemi gli mettevano un catetere e con quello finivano la questione. Bene, siamo arrivati, il professor D'Annibale e il sottoscritto, diciamo così, conoscenza col professor D'Annibale è universitaria, perché abbiamo studiato assieme, abbiamo anche vissuto assieme, poi i nostri destini si sono un po' divisi, ma insomma lui ha fatto il chirurgo generale, io l'urologo. La patologia che abbiamo trovato, la vedete, è soprattutto un'enormità di gozzi tiroidei che colpiscono soprattutto le donne. Io credo che sarebbe una cosa buona fare anche uno studio epidemiologico, forse ci sarà qualcosa nell'alimentazione, sicuramente c'è una carenza sia nell'alimentazione che anche nell'acqua, non ho idea. Comunque ci sono dei gozzi che deturpano in maniera importante, ecco, queste donne, anche giovani. Allora ci siamo orientati verso questo tipo di chirurgia. Lui, il dottor D'Annibale, sulla chirurgia della tiroide, io sulla chirurgia urologica di resezione di prostata. Abbiamo avuto anche, e si vede nelle immagini, un riscontro nella televisione locale che ha fatto pubblicità a questa nostra iniziativa. Detto questo, questo missionario fa un'opera di sensibilizzazione presso i villaggi, e quando questa gente sa, primo, che arrivano i medici italiani, secondo, che anche le cure praticamente sono gratuite, è una fila ininterrotta di gente che viene, quindi i primi 2 giorni sono di screening della patologia che operiamo immediatamente. Lì abbiamo avuto anche una grande possibilità di dotare questa sala operatoria di un respiratore per anestesia generale, ed è chiaro che l'anestesista che viene sempre con noi, avendo a disposizione questo tipo di attrezzatura e dei farmaci ovviamente utilizzati, ha anche la possibilità di fare questi interventi, perché un intervento alla tiroide lì in Sierra Leone non viene fatto perché tutti fanno anestesie locoregionali, cioè fanno anestesie spinali, ma chiaramente per arrivare al collo si fa un po' di più fatica. Ecco, quindi i primi giorni 2 giorni sono di screening, abbiamo 100 persone in fila che vengono, hanno degli esami molto di base, vengono fatti gli ormoni tiroidei per
per la tiroide, una rapida ecografia ambulatoriale per chi ha problemi di prostata e niente, poi si comincia a operare dalla mattina alla sera. 40 interventi chirurgici, alcuni anche complessi, nel corso di 2 settimane. Un lavoro non da poco, dottore. Sì, direi di sì, che è stato un buon lavoro considerato la tipologia, perché lì per esempio qualche equipe chirurgica nel tempo ha fatto molta patologia erniaria che c'è lì, loro non disponendo le reti che vengono usate adesso nella tecnica chirurgica fanno la vecchia ernioplastica che è recidiva e quindi hai anche tanti pazienti con recidiva. Però adesso 40 interventi sono stati interventi di esportazione di tiroide, sono stati interventi di resezione endoscopica di prostata, di patologia dell'uretra e poi su tutto questo c'è sempre l'urgenza. Abbiamo operato 4-5 pazienti in urgenza, ecco, posso dire questo, che in tanti anni che io vado in Sierra Leone, ogni volta vengo a casa convinto che se non c'eravamo noi in quel momento, almeno 3-4 persone sarebbero morte perché vengono con questi quadri peritonitici acuti e lì se affrontano il problema all'ospedale locale non c'è nessuna soluzione. Ecco. Dal punto di vista umano, che cosa vi portate a casa dopo ogni missione? La piccola soddisfazione di aver avuto, di aver salvato e di aver risolto il problema, cosa che lo facciamo anche nel nostro lavoro quotidiano quando operiamo, però è chiaro che lì non c'è alternativa, quindi quando diciamo abbiamo salvato. Ultimamente l'intervento che ho fatto subito appena arrivato, sono arrivato di sabato e ho operato di domenica mattina di una sacerdote anche importante, per cui aveva avuto tutta una serie di consulti e tutti avevano detto guardi lei deve morire perché nessuno sa metterci le mani addosso. Mi ha fatto vedere le lastre e io con il professor D'Annibale abbiamo affrontato questo problema di questo grosso ascesso renale e abbiamo operato, ha avuto un post operatorio buono e adesso ho detto, preghi per noi, voglio dire, ecco, che è stato fortunato. Ecco, devo dire che è stato fortunato, come sono stati fortunati quelle persone che hanno il problema acuto nel momento in cui le nostre missioni sono presenti in quella sede. La popolazione, abbiamo visto addirittura un servizio nel telegiornale locale, la popolazione come vi accoglie e come vi ringrazia? Allora, l'accoglienza è buonissima perché vedete che ci sono queste file di persone che ti portano di tutto, dopo loro, poveretti, non possono sapere se possono o non possono. Molte volte ci sono dei bambini, una patologia che per esempio è frequente lì è il linfoma di Burkitt, cioè un tumore che occupa il capocollo, lì è inutile, lo vedi e non c'è niente da fare perché bisognerebbe fare della radioterapia, della chemioterapia, cose difficili. Mentre qua abbiamo, devo dire, i chirurghi nostri risolvono una parte importante, ecco, della patologia che vedono. Ci accolgono benissimo, ci ringraziano con grande sorriso perché quello possono fare e noi non vorremmo sicuramente niente di più. E il nostro è come dire, la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile, ecco, a questa popolazione che peraltro è una popolazione estremamente sfortunata. E progetti futuri, che cosa volete portare? Allora, da lì è nato un po' questa organizzazione delle missioni e quest'anno ne portiamo a casa 5, 4 fatte da medici qui dell'area veneta, diciamo, una fatta da chirurghi del Policlinico Gemelli di Roma e abbiamo programmato 6 missioni per l'anno prossimo perché ho visto una notevole adesione da parte di colleghi, chirurghi, anestesisti, urologi, ginecologi, infermieri, per cui la missione tipo nostra che anestesisti, la missione tipo nostra che prevede un anestesista, un chirurgo, un urologo,
qualche volta un radiologo, qualche volta un ginecologo e sicuramente una strumentista, cioè un'infermiera strumentista, ci dà la possibilità di lavorare in tranquillità e di portare a casa dei risultati. La teniamo presente anche che non c'è alternativa, cioè non ci sono molte fonti di indagini, l'unica cosa che possiamo fare di accertamento radiologico è un'ecografia, poi altrimenti siamo come si faceva qua da noi 70-80 anni fa, cioè un sospetto di una patologia addominale, fai una laparotomia, apri il paziente e vedi cosa c'è. Voi vorreste realizzare un alloggio per i volontari e ampliare le sale degenze? Sì, allora attorno a questo personaggio, di questo missionario veramente molto attivo e molto dinamico, che peraltro lavora con questa sua associazione della Sardegna che si chiama Love of Bridges, si è associata una Onlus di Arezzo, di Castiglion Fiorentino per la precisione, che ha dotato questo ospedale di una grande struttura come un impianto fotovoltaico che realizza, mi pare, 24-28 kW e che ci ha permesso di autonomizzarci sul fronte energetico. La Sierra Leone, tra le altre carenze, ha la carenza dell'energia elettrica, serve solo la capitale, le 2 o 3 città più grandi, i villaggi no. Per cui chi può si attrezza con un generatore, ma il generatore va a gasolio, il gasolio costa quello che vi ho detto e quindi non se ne fa nulla. Questo impianto fotovoltaico veramente ha cambiato la vita di quel centro, rendendo un'autonomia per tutte le attrezzature che abbiamo portato su, perché sono tutte attrezzature che consumano energia, quindi bisogna anche stare attenti un po' a come modulare, ci sono le batterie che fanno l'accumulo e questa stessa associazione di Arezzo ha creato un edificio di alloggio per i volontari con 10 stanze col bagno e ha in mente di ampliare il reparto degenze, che attualmente è fatto di 10-12 posti letto per uomini e 10-12 posti letto per donne. E questo è un grande contributo che sta dando questa. Da un punto di vista nostro, la novità che vorremmo introdurre passa anche attraverso la formazione. A chi? Sapendo che medici in Sierra Leone, alle statistiche dell'altro ieri, ci sono 60 medici di un paese grande come il Triveneto, cioè un po' più grande del Triveneto e con 9 milioni di abitanti. 60 medici sierraleonesi. Un gran lavoro è fatto da figura professionale intermedia che si chiama CHO, che sono degli infermieri specializzati in qualche settore. Allora c'è l'infermiere specializzato in anestesia, l'infermiere specializzato in chirurgia che però può fare solo alcuni interventi d'urgenza, tipo una laparotomia per la peritonite, ma per esempio non potrebbe fare l'ernia, chiaramente non fa la tiroide, chiaramente non si occupa di patologia prostatica e quindi fanno un po' di chirurgia in quel senso. E CHO di ginecologia che è abilitato a fare il cesareo, per esempio. Ecco. Adesso noi avremo in programma, e lo stiamo studiando e cercando anche la collaborazione, perché ci è stato richiesto dalla facoltà di scienze mediche, vale a dire quella che sforna questi CHO, di Makeni. Makeni è la chissà capoluogo della zona dove siamo. E lì c'è un'università, e c'è un'università cattolica dipendente dalla diocesi, e ci hanno chiesto, attraverso questo missionario, se possiamo fare formazione di questi personaggi. Allora ideeremo, perché stiamo studiandolo, un percorso fatto a 2 gruppi di 5 più 5 infermieri che nel periodo in cui sono lì le nostre missioni facciano 4 giorni di partecipazione a un workshop sui vari argomenti. L'anestesista parlerà della sua materia, il chirurgo della sua, l'urologo della sua, se c'è il radiologo eventualmente, e poi faranno i 10 giorni che rimangono nelle nostre missioni, possono farli in sala operatoria con noi, assistendo noi o operando loro e noi assistiamo.
Insomma, tanti progetti sul Quindi tavolo. i progetti sono perché quella gente lì non possiamo abbandonarla. Prossima missione velocemente, dottore, quando? Avete già la data? La prossima missione parte il 19 di questo mese, di aprile. Pochissimo. Vedrà il chirurgo generale, il dottor Grigio, il dottor De Zorzi, urologo, la dottoressa, il dottor Tegazzini, anestesista, e Antonio Maniero come coordinatore della sala operatoria. L'altra missione sarà agli inizi di novembre e l'ultima missione che faranno i colleghi del Gemelli a dicembre. Poi noi ripartiremo il 2026. Con 5 anche 6 missioni. Grazie davvero, dottore, per quello che fate, grazie per averci raccontato questo vostro impegno e quindi anche un buon lavoro a tutti gli altri medici di queste equip. Certo. Siamo in chiusura, vi ricordo che torna l'ora legale stanotte, esattamente alle 2 scatterà il cambio dell'ora, le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti di un'ora. Davvero tutto, adesso previsioni del tempo, pubblicità e poi vi lascio al film La sorgente dell'amore. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Sabato Santo con tempo in gran parte buono, ma via via più instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà piuttosto soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Poi nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni sparse, come ci mostra la grafica. Le temperature saranno in aumento, minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 16 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole inizialmente con qualche nube qua e là, poi con il passare delle ore e dunque verso pomeriggio sera peggiora con precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime comprese tra 18 e 20. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi con rovesci e temporali ovunque a seguire. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 18-19 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.